Ho parcheggiato l'auto, sono sceso, ho sentito queste persone tutte vestite di scuro, coi cappucci, passamontagna. Ho capito che non sarebbe stata una passeggiata e il terrore l'ho sentito vibrare nel corpo immediatamente, ma pensavo a mie figlie e mia moglie che erano in casa e che avevo appena sentito, alle quali avevo chiesto di staccare l'allarme perché stavo per arrivare a casa. A raccontare i momenti drammatici è l'imprenditore vicentino, ex senatore Alberto Filippi, che ricostruisce quanto vissuto intorno alle 23, in cui un gruppo di malviventi, secondo le ricostruzioni, lo ha sorpreso in garage al rientro nella sua villa ad Arcugnano per poi minacciarlo e picchiarlo. All'inizio ho resistito perché volevo in qualche modo inviare un messaggio al telefono vocale a mia moglie o far partire una telefonata che così capisse. E non ci sono riuscito perché hanno iniziato a darmi i pugni, infatti ho l'occhio nero, pugni nel collo, nella fronte, mi hanno sbattuto per terra, ho visto i cacciaviti che me li puntavano, però c'è stato uno che mi ha puntato, ha armato prima la pistola e poi me l'ha puntata in mezzo agli occhi. In quel momento sangue freddo, cercare di non perdere la testa. Subito ho detto che non volevo fare resistenza, mi hanno detto questa è una rapina, accento straniero. Li ho accompagnati fino alla porta, ho aperto la porta, me ne hanno destinato uno che aveva un cacciavite molto lungo che me l'ha puntato al fianco, mentre gli altri salivano e andavano di sopra dai miei familiari. Qui i malviventi lo hanno portato in un'altra stanza rispetto al resto della famiglia, bloccandolo con un cacciavite puntato alla schiena mentre rubavano oggetti di valore. Lì è stata un'ora interminabile e dopodiché, finita quest'ora, mi hanno portato su, ho visto che la famiglia stava comunque bene, mi hanno detto di star fermo lì, che loro sarebbero stati lì fuori, invece ovviamente sono scappati, hanno avuto quel quarto d'ora di tempo, ci hanno distrutto, cioè, i risparmi di tutta la vita, che erano non pochi, stiamo parlando tra i 2,5 milioni e 3.